Buongiorno di nuovo, Eleonora che vi dà il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Stavo pensando di proporvi una serie di esercizi molto interessanti e molto importanti per tutti noi, che sono quelli per mantenere il nostro viso in modo tonico e sempre giovanile, diciamo così. Anche se abbiamo qualche ruga, è anche molto importante perché forma parte della nostra vita, della nostra età, della nostra esperienza, del nostro vissuto. Perciò ogni segno, ogni ruga del nostro viso è importante e dobbiamo sentirci orgogliosi di questo, assolutamente, e anche della nostra età. Questo è importantissimo. Però se facciamo un pochettino di esercizi per la muscolatura del nostro viso, ci fa sentire anche molto bene, perché è qualcosa positivo che stiamo facendo per noi. Adesso possiamo iniziare e vi propongo come primo esercizio uno che mi piace tantissimo, 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 e spero che tutti lo facciamo le 24 ore meno quelle che stiamo dormendo. Allora, ed è quello del sorriso, no? Perché quando noi sorridiamo muoviamo della muscolatura del nostro viso, che è importantissima. Perciò vi propongo questo: sorridiamo e poi serie. Sorridiamo e poi serie. Un bel sorriso. Ancora. Ancora un bel sorriso. Poi serie. Sorridiamo. Ancora. Ancora. Immaginate se tutto il giorno noi sorridiamo, bellissimo, a parte che ci aiuta tantissimo a essere positivi per noi stessi e per quello che noi trasmettiamo alle persone che ci stanno intorno a noi. Anche i maschietti, presumo che qualche maschietto ci sta guardando, mi sta guardando e sta seguendo questo, perciò anche voi mi raccomando, perché tutti siamo importanti. Allora, il secondo esercizio è fare questo movimento che è tipo, diciamo, come un pagliaccio. Questi due angoli del nostro labbro vanno verso l'interno. Potete, anzi dovete essere davanti a uno specchio, che così riuscite a guardarvi meglio come state facendo l'esercizio, e poi cerchiamo di farlo da tutte e due le parti nello stesso, con lo stesso movimento, in questo modo. E riposiamo un po'. Penso che fino adesso tutto chiaro. Adesso c'è un altro esercizio bellissimo che è il bacio. Perciò adesso vi mando tanti baci. Allora, ecco il primo. Facciamo una decina? Dai, ci vogliono, vero? 2, 3, ho perso il conto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e questo ultimo va
con tanta energia per voi. E 10 e riposiamo. Adesso lasciamo un pochettino questa zona del nostro viso che già abbiamo lavorato e andiamo un po' a lavorare con la muscolatura della nostra fronte. Allora, alziamo le sopracciglia e poi giù. 1, 2, 3, cerchiamo di alzarle tutte e due contemporaneamente e in modo identico. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riposiamo un po'. Belli, vero? Importantissimi. Adesso il fatto anche di chiudere gli occhi è un esercizio, però questo diciamo lo facciamo spesso, no? Di chiudere gli occhi e poi aprirli. Chiudiamo gli occhi e li apriamo. Chiudiamo e apriamo. Chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo e adesso però lo facciamo più forte. Chiudiamo forte e apriamo. 1, forte e apriamo. 2, chiudiamo forte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riposiamo un po'. Adesso facciamo un esercizio in cui dobbiamo far vedere questo dente che in spagnolo si chiama colmillo, in italiano canino. Allora, facciamo così. Prima andiamo con la sinistra che per me è molto più facile. Perciò dobbiamo alzare il labbro come se dovessimo far vedere solamente questo colmillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi dall'altra parte che faccio un po' di fatica, però ci provo. 1, vediamo, forza L. 2, eventualmente mi aiuta un po'. 3, 4, vedete che faccio un po' fatica? 5, aiuto. 6, può capitare, 7, 8, 9, proviamo questa con forza. 10, più o meno, però per me è anche un po' difficoltoso. Abbiamo sempre una parte del corpo diversa dall'altra, però adesso che ci penso dovrò allenarmi e magari la prossima volta vi do una sorpresa perché devo farcela. Eccoci. Allora proviamo a fare un altro esercizio molto importante che
che è quello di gonfiare le nostre guance, riempirle di aria e gonfiarle come due palloncine. Due, tre, mi immagino come mi vedo e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La verità è che è tanto, ma tanto tempo che io non faccio questi esercizi, perciò veramente anche questi esercizi che appena abbiamo fatto, diciamo, non è che trovo difficoltà, se no che mi sembra un po' strano, no? Però per quello è importante farli sempre e grazie a voi li sto facendo io, e adesso mi metto anch'io a farli, soprattutto questo del canile, perché così ve lo faccio vedere da soli la prossima volta. Per oggi ci fermiamo qui, però ci sono tanti altri esercizi importanti per il nostro viso, per la muscolatura del nostro viso. Per intanto per oggi ci fermiamo qui e proseguiamo la prossima volta. Adesso per finire ci facciamo un po' di coccole e ci facciamo un piccolo massaggino in tutta questa muscolatura che ha lavorato in questo modo. Andiamo a massaggiare, belli, tranquilli, a toccare un po' la nostra faccia, il nostro viso, facendo dei massagini, un po' da una parte, un po' dall'altra. Mi viene istintivo chiudere gli occhi, teniamo sempre qui in alto, in modo molto delicato, facendo qua dei cerchi. Poi ci tocchiamo anche la parte del naso, intorno agli occhi, in modo molto molto delicato. Ecco anche qua. È una bellissima sensazione, e vi ripeto, era un po' di tempo che non lo facevo, perciò che sia un bel motivo per iniziare a farlo e aiutarmi e aiutarci un po' a volerci sempre sempre più bene. E vi ricordo, ogni ruga è qualcosa per noi importante, forma parte della nostra storia, della nostra esperienza, della nostra età, che con orgoglio dobbiamo dirla. Ecco, finiamo qua facendo dei cerchi e poi stop. Adesso facciamo un bel respiro profondo. E mi sento un po' diversa, veramente è bellissimo. Adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi accompagnato a fare questi esercizi, vi mando un abbraccio molto forte e un bacio, vi voglio bene, alla prossima!